Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Periodo movimentato sul fronte scosse sismiche. A tal proposito, un terremoto è stato registrato al largo di Salina. La sala sismica dell'INGV di Roma lo ha registrato intorno alle ore 8:36 di questa mattina. La magnitudo è stata di 3.1 con un ipocentro in mare a una profondità di 293 km. Al momento non si registrano danni derivanti da ciò che è accaduto nel Messinese a persone o cose. Nella giornata di oggi alle ore 9:50 circa l'elicottero della Polizia di Stato è decollato dal reparto volo di Bocca di Falco per soccorrere un operaio della Forestale gravemente ferito. Il malcapitato, un 58enne di Poggioreale, ha rischiato di tranciarsi la gamba mentre lavorava in campagna con un decespugliatore al lama. Ultimate le operazioni di recupero, il mezzo è atterrato intorno alle ore 11 all'ospedale civico di Palermo. Denunciate 13 persone ad Adrano dato che le loro abitazioni sono risultate collegate direttamente alla rete di distribuzione elettrica mediante allaccio abusivo. Si è precisamente riscontrata la presenza di cavi abilmente celati quasi sempre con appositi lavori in muratura che collegavano gli impianti elettrici delle 13 abitazioni direttamente alla rete generale dell'azienda fornitrice. Rallenta la fuoriuscita di lava dal cratere nord dello Stromboli. Il flusso continua a essere attivo nella parte alta della sciara del fuoco. Al momento il fronte lavico si attesta a una quota di circa 600 metri sul livello del mare. I rilievi, oltre a individuare l'attuale stato del fronte lavico, hanno permesso di avere una visione della terrazza craterica dopo l'intensa attività degli ultimi giorni. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.